Santo Stefano di Cadore, in un video al vaglio dei Carabinieri la folle corsa dell'Audi in centro al paese, poi lo schianto e le grida. L'auto condotta dalla 32enne tedesca procedeva ad almeno 70 km all'ora. La donna avrebbe violentemente litigato con una persona poco prima dell'incidente, poi sarebbe ripartita sgommando. Si fa avanti l'ipotesi che abbia investito la famiglia di Favaro per sfogare la rabbia. Lunedì davanti al GIP l'udienza di convalida dell'arresto, chiederemo che venga rimessa in libertà, dice l'avvocato difensore, piange e non si capacita di come possa essere accaduto, dice sono in un baratro. A Favaro, Veneto, intanto si attende il ritorno delle salme, mercoledì o giovedì un funerale unico per l'addio al piccolo Mattia, al papà Marco e alla nonna Maria Grazia, la comunità stretta attorno alla famiglia. Tragedia oggi alle cascate di Fanes a Cortina, 64enne veneziana in escursione con gli amici, precipita per 50 metri dopo aver perso l'equilibrio durante la camminata. Notav, Friday for Future e centri sociali paralizzano la zona ovest di Vicenza. Il blitz stamattina, tensione con la polizia per l'uso di idranti sui manifestanti. Alla prima uscita pubblica dopo la rinuncia alla sfida congressuale, il leghista Roberto Marcato fa sapere che solo a settembre deciderà sul suo futuro nel partito, ma conferma l'appoggio al sindaco dimissionario di Castelfranco, Marcon. Dottore, la città più bella del mondo ti aspetta. La campagna lanciata dall'ULSS 3 per far fronte alla mancanza di medici di medicina generale sul territorio. Buonasera, eccoci in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3 che apre con la strage naturalmente di Santo Stefano di Cadore, perché c'è un video acquisito dai carabinieri in cui si vede la corsa dell'Audi in centro al paese, poi si sente il rumore dello schianto costato la vita, lo sapete, a papà, al suo figlioletto e alla nonna. Il rumore che anticipa il passaggio dell'Audi ad alta velocità. Qualche istante dopo lo schianto e le urla di vittime e testimoni. Nel filmato registrato da una telecamera di sorveglianza gli istanti della strage di via Udine. Dopo che l'auto sfreccia in centro a Santo Stefano di fronte all'occhio elettronico, trascorrono 3-4 secondi, quelli che separano la vita dalla morte. Al volante c'è la 32enne tedesca Angelica Utter. A terra rimangono Marco Antoniello, il figlioletto Mattia, 2 anni appena, e la nonna Maria Grazia Zuin. Di professione media designer, residente a Deggendorf in Baviera, poco lontano da Ratisbona, ma di fatto senza alloggio in Italia, visti abiti, cibo e coperte rinvenuti in auto, la giovane donna, stando al video acquisito dai carabinieri di Belluno da un'auto officina del posto, viaggiava ad almeno 70 km/h in un tratto in cui il limite è di 50. Un'elevata velocità, visto il posto, che potrebbe non essere casuale, si fa strada all'inquietante ipotesi che l'automobilista possa aver investito volontariamente la famiglia di Favaro Veneto. Gli investigatori hanno verbalizzato una testimonianza secondo cui poco prima dell'incidente la donna aveva litigato furiosamente con una persona, poi era salita in macchina ed era ripartita sgommando, cercando forse di riversare la sua rabbia incontrollata su delle vittime innocenti. Anche ai nostri microfoni era stata riferita questa circostanza. Aveva fatto delle commedie via qua, era vicino alla stalla delle Fontana, ha detto che era fuori, urlava e poi è partita. Ad avvalorare l'ipotesi del gesto volontario l'assenza di segni di frenata sull'asfalto e l'improvvisa sbandata in un tratto rettilineo, come se Marco, Mattia e Maria Grazia siano stati il casuale obiettivo di una volontà di uccidere che potrebbe aggravare l'accusa formulata nei suoi confronti. Accusa, quella di triplice omicidio stradale, che in questo momento non garantisce la possibilità di trattenere in cella la 32enne, non essendo aggravato dall'uso di alcol o sostanze stupefacenti. Il timore della procura di Belluno è che Angelica, una volta in libertà, possa ritornare in Germania sfuggendo alla giustizia italiana. E lunedì davanti al GIP l'udienza di convalida dell'arresto della 32enne, non ci sono aggravanti, chiederemo che venga rimessa in libertà, ha detto il suo difensore, piange e non si capacita di come possa essere accaduto. La ragazza è molto provata, ha subito questo che è uno shock, indubbiamente è uno shock, è una disgrazia prima di tutto per la famiglia
delle vittime, però anche la ragazza è indubbiamente chiusa nel suo dolore e non si riesce a instaurare un dialogo perché capisce sostanzialmente la gravità di quello che è successo e ha il peso evidentemente di queste 3 vite. Lei riesce a spiegarsi come sia successo, come sia potuto accadere? No, lei ha rimosso, non si ricorda assolutamente nulla, non ha il ricordo di niente di quello che si è verificato e nel momento in cui le si parla di questo l'unica reazione che ha è mettersi a piangere. Per parlare con lei ho dovuto usufruire di una interprete e conseguenzialmente si è cercato sostanzialmente anche di spiegarle, anche se in questo momento probabilmente il dolore è talmente forte e non capisce neanche, evidentemente non vuole probabilmente neanche capire nulla riguardo al processo, ai meccanismi, a tutte queste situazioni rispetto alle quali lei continua a dire sono in un baratro. E è come se non riuscisse a vedere evidentemente un futuro o qualsiasi altra cosa. Da parte nostra chiederemo la rimessione in libertà, il fatto che non venga applicata una misura, il fatto che siano venute meno le aggravanti e che conseguenzialmente non ci troviamo in una situazione in cui una persona si sia messa consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza oppure dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti oppure anche solo per gioco, filmando o qualsiasi altra cosa. Io penso che sia fondamentale e determinante per comprendere la situazione. Poi è chiaro che evidentemente anche gli accertamenti che verranno effettuati da parte delle forze dell'ordine in ordine alla dinamica, a come si è verificata, evidentemente hanno una rilevanza. Intanto sono rientrati a Favaro i familiari delle vittime dell'incidente di Santo Stefano. Per volontà delle famiglie si terrà un unico funerale per tutti e 3 a metà settimana. Le salme delle 3 vittime innocenti sono sotto sequestro e quindi poi una volta che ci sarà il via libera da parte della magistratura verranno prese le decisioni successive. Dovrebbe già avvenire lunedì questo via libera? Sì, in teoria dovrebbe avvenire lunedì, però poi non lo sappiamo di fatto. E poi una volta che ci sarà appunto l'autorizzazione da parte della magistratura si procederà con le procedure per i funerali, individuando anche un luogo, perché da quanto appunto abbiamo appreso i familiari pensavano di fare un unico funerale per tutti e 3. Passato lo shock delle ore seguenti l'incidente, il dolore per la tragedia di Santo Stefano di Cadore è forse ancora più forte, oggi che a Favaro il vuoto incolmabile lasciato da Marco, Maria Grazia e il piccolo Mattia inizia a manifestarsi in tutta la sua drammaticità. La data del funerale, unico per tutte e 3 le vittime dell'investimento, non è stata ancora fissata. Presumibilmente il funerale dovrebbe essere celebrato mercoledì o giovedì nella chiesa di Dese. Noi le abbiamo dato una serie di opzioni, oppure perlomeno capire le varie difficoltà nelle varie chiese, quindi dopo saranno loro che decidono qual è la chiesa più adatta secondo loro, e noi di conseguenza ci adatteremo al servizio per poter migliorare, per essere il migliore possibile il servizio della cerimonia, in modo da renderlo più semplice per loro. I familiari sono intanto rientrati ieri sera da Santo Stefano di Cadore. In queste ore attorno alle famiglie Potente e Antoniello si sta stringendo l'intera comunità di Favaro. Giampiero Trabuio, consigliere delegato alla municipalità e molto attivo sia in parrocchia che nell'associazionismo locale, ha manifestato la sua vicinanza a Lucio Potente e Luigi Antoniello, i nonni di Mattia. Lucio l'ho sentito telefonicamente e appunto addolorato moltissimo proprio poche ore. Lucio ha perso la moglie. Poche ore dopo che è successo. Mentre Antoniello proprio sono andato ieri sera a casa sua per trovarlo, per capire appunto la situazione, e l'ho visto molto molto abbattuto. La vicinanza sicuramente è quella che a loro serve di più, e il fatto di non pensare troppo ovviamente a questo, perché è un dolore enorme. Tra l'altro, visto il periodo, sono in continuo aumento gli automobilisti sulle strade. La situazione sarà naturalmente ancora più calda a fine luglio e ad agosto. Abbiamo fatto un viaggio nella sala operativa della Polstrada del Veneto che si trova a Padova. Sulle strade del nord-est le giornate più critiche sono già iniziate e proseguiranno fino alla fine di agosto. Ci sono arterie che meritano un'attenzione maggiore per la loro conformazione, pericolosità e per i volumi di traffico.
Dalla sala operativa di Padova si controllano molte delle strade della regione, soprattutto le autostrade. Nell'autostrada A4, nella 31, nella 13 e nella Pedemontana, e quindi per quanto riguarda il Veneto sicuramente la zona dei laghi e la tratta che porta al mare ed in Slovenia e in Croazia, mentre sulla viabilità ordinaria cito la strada regionale 89, la Treviso Mare, ma anche le altre. Il personale della sala operativa, rinnovata e molto tecnologica, affronta giornate impegnative. Che oltre a sovrintendere, appunto, a disporre l'impiego di tutte le pattuglie, non solo le pattuglie autostradali, ma delle pattuglie che abbiamo sulla viabilità ordinaria del Veneto, eccezione fatta per la provincia di Belluno, che ricade ancora sotto l'ambito di competenza del compartimento di Bolzano. I colleghi, oltre ad inviare le pattuglie in caso di necessità, danno ausilio agli utenti che hanno qualche difficoltà. Per l'estate c'è un piano di potenziamento delle pattuglie, le moto per interventi più rapidi, pattuglie specifiche per contrastare l'eccesso di velocità e in borghese, ad esempio, per sorvegliare le aree di servizio dove lasciare oggetti di valore in auto può attirare i ladri. I consigli sono i soliti sullo stato dell'auto e sulle condizioni fisiche di chi guida. Importante però la sosta di emergenza. In caso di sosta lungo la corsia di emergenza o lungo le piazzole di sosta in carreggiata è buona cosa indossare il kit fluorescente ed apportarsi all'esterno del veicolo in attesa del soccorso. Pazienza se prenderemo un po' di sole, ma avremo tempo per metterci il doposole, e pazienza se prenderemo un po' di pioggia, avremo tempo di asciugarci, ma sicuramente eviteremo la tragedia. Torniamo in montagna perché sulle Dolomiti si è verificata un'altra disgrazia oggi dopo Santo Stefano, questa volta causata da una drammatica caduta. Tragedia Cortina. L'allarme è scattato verso le 12:15 per una escursionista che ha perso la vita a seguito dei traumi riportati nella caduta avvenuta lungo il sentiero che porta alle cascate di Fanes. La vittima, una 64enne veneziana, stava camminando insieme a una comitiva quando all'altezza del serpentine ha messo male il piede, cadendo di lato e iniziando a ruzzolare per una 50 di metri tra le rocce fino al corso d'acqua sottostante. Sul posto sono stati inviati l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore e una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata dall'Elia Ambulanza fino a Fiames. Ora a Vicenza, dove gli attivisti Notava hanno bloccato il traffico a Ponte Alto con una manifestazione improvvisata. Sul posto è intervenuta la polizia con gli idranti. Il blitz No-TAV scatta all'improvviso. Sono le 9:30 di mattina quando a Vicenza 200 attivisti arrivati da tutto il Veneto bloccano Ponte Alto paralizzando il traffico tra Viale del Sole e Viale degli Scaligeri. Sono le arterie che collegano i quartieri urbani con la zona industriale a Vicenza Ovest. Immediatamente la questura ha sollecitato i reparti antisommossa, la Cellere di Padova, ma anche i carabinieri e le Fiamme Gialle. Si tratta di una manifestazione non autorizzata che ha creato anche disagio nella cittadinanza in quanto è stato bloccato il viadotto che porta all'autostrada, l'ingresso all'autostrada. La protesta paralizza il traffico. Gli attivisti sul ponte con cartelli, bandiere e fumogeni appendono un lungo striscione con scritto «Il TAV blocca la città, blocchiamo il TAV». Siamo qui per dare un assaggio di quello che sarà il cantiere TAV che bloccherà per demolire e ricostruire Ponte Alto. Sul posto vanno a convergere i blindati della polizia e un camion idrante. La questura intima di sciogliere la manifestazione non autorizzata. Una volta che i manifestanti si sono radunati ed è stato a loro intimato di sgombrare il viadotto, dal momento in cui loro non hanno ottemperato all'ordine, ho deciso di far intervenire gli idranti proprio per evitare da un lato che potessero essere commessi, diciamo così, interventi di tipo violento, ma dall'altro che si potesse ripristinare la legalità e l'ordine. Nessun ferito. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine il traffico riprende a circolare normalmente. Adesso gli investigatori stanno procedendo con il riconoscimento dei manifestanti.
La polizia scientifica, la Digos stanno lavorando in questo senso, sono state effettuate delle riprese e chi verrà individuato per aver partecipato a questa manifestazione illegale verrà denunciato probabilmente per violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in quanto si è trattato di una manifestazione non autorizzata dal questore, per blocco stradale e per non aver adempiuto all'ordine del dirigente del servizio di sgomberare prima dell'utilizzo degli idranti. Ci fermiamo ora per qualche istante, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antena 3, andiamo alla politica. Se da un lato ancora non ha deciso se rimanere o no in Lega, il padovano Roberto Marcato esprime apertamente il suo sostegno a Stefano Marcon, sindaco dimissionario di Castelfranco, dando sostanzialmente ragione alle sue polemiche nei confronti del partito. Ha preso una decisione? No, assolutamente no. Io sono in una fase di riflessione profonda. Per il momento credo anche nel rispetto poi delle istituzioni, questa pausa riflessiva continua. Mentre il neoeletto segretario veneto della Lega Alberto Stefani invia ai militanti una lettera in cui invita tutti, qualunque ruolo rivestano, a lavorare per raggiungere gli obiettivi che il Carroccio si prefigge nel territorio, mettendo da parte le beghe interne al partito, Roberto Marcato ritorna a parlare del suo futuro politico nella prima uscita pubblica dopo la sofferta conferenza stampa in cui aveva annunciato 2 settimane fa il ritiro dalla sfida congressuale. Fino a settembre, ci dice, non parlo, prendendosi così l'estate per lasciar decantare le tensioni degli ultimi mesi e decidere se rimanere o meno all'interno di un partito con il quale fatica ormai a riconoscersi. Fin qui quello che riguarda lui direttamente, ma da leghista di prima linea esprime il suo sostegno al sindaco dimissionario di Castelfranco Stefano Marcon, dandogli di fatto ragione, e questo finora non lo aveva apertamente fatto ancora nessuno. Marcon ha scritto tutto quello che doveva scrivere, ha detto tutto quello che doveva dire in quel post famoso attraverso il quale lui ha annunciato le dimissioni. Credo che non ci sia né da interpretare né da aggiungere nulla, è stato chiarissimo, perentorio, come poi nel suo stile. È un uomo pratico, è un amico, una persona per bene, credo non sia da aggiungere nulla, tutto quello che doveva dire l'ha detto in maniera chiara. E lei lo sottoscrive? Io ho troppo rispetto per Marcon, per i cittadini di Castelfranco, io lo rispetto e non aggiungo nulla. E ora a Venezia, presentata ieri sera la campagna nazionale Dottore, la città più bella del mondo ti aspetta, promossa dall'Ulstra Serenissima per far fronte alla mancanza di medici di medicina generale sul territorio. A Venezia è più difficile rispetto a altri territori individuare medici disponibili. I costi e la logistica sono decisamente importanti da fronteggiare. Da qui la proposta dell'Ulstra Serenissima e del Comune di conferire incarichi provvisori di medicina generale per la copertura di ambiti territoriali carenti a Venezia, centro storico e isole. Successivamente, secondo la norma vigente, potranno diventare a tempo indeterminato. La campagna Dottore, la città più bella del mondo ti aspetta, un invito a livello nazionale, è stata presentata di fronte all'ospedale civile di Venezia, lanciata con un videomapping sulla facciata della Scuola Grande di San Marco che sarà ripetuto nelle prossime serate. La criticità di Venezia la possiamo risolvere anche con chi decide di cambiare vita come medico e a riprendere la propria carriera, la propria professione in una città oltretutto bella, unica al mondo, che offre tantissime opportunità e non solo rimarcando le difficoltà, ma esaltando di quelli che sono i pregi di una città unica al mondo, dove i cittadini del mondo vengono qui a viverla e per questo non vivere una propria professione. Noi stiamo cercando di passare questa immagine della bellezza che aiuta a vivere e anche a risolvere qualche problema. Per andare incontro ai professionisti interessati, infatti, si mette a disposizione un ambulatorio a canone agevolato, l'accompagnamento dei medici nella ricerca di un alloggio, la disponibilità di un parcheggio gratuito alle porte della città. Attualmente a Venezia risultano in attività 45 medici di famiglia, ma si prevede che una decina di loro lascerà il lavoro entro il 2024. 3 sono cessati nelle scorse settimane. Le situazioni più critiche riguardano Sestiere San Marco, quello di Castello e l'isola della Giudecca. L'appello è stato però esteso per la copertura medica a Cannareggio, San Polo, Dorsoduro, Lido e Pellestrina.
Da qui a fine anno avremo bisogno di 3 medici per la zona di Castello, di San Marco e della Giudecca. Attualmente questi pazienti sono comunque presi in carico da altri medici e da un ambulatorio pubblico, però insomma, noi stiamo veramente cercando con questo messaggio di far sbarcare qui a Venezia qualche giovane medico di medicina generale che voglia prendersi cura della città. Ora andiamo invece al concerto dei pinguini tattici nucleari al Parco San Giuliano, che ha confermato decisamente le aspettative. Da campagna alla laguna, Fioise Oro. Ok. Perfettamente integrati in Veneto, complici forse i giorni trascorsi a Mestre per le prove, i pinguini tattici nucleari hanno confermato le aspettative con uno spettacolo che ha registrato un pubblico di 60.000 persone, giunte addirittura dalla Sicilia per partecipare al concerto zero al Parco San Giuliano, dove le telecamere erano vietate, ma i fans hanno documentato i momenti più significativi con i cellulari. C'è chi è arrivato alle 6 di mattina, la maggior parte tra le 17 e le 20, riempiendo poi ogni angolo del parco. Abbiamo cominciato nelle bettole, ha detto Zanotti, che nei giorni scorsi aveva anche postato qualche video per rivelare alcune anticipazioni. Vedervi così tanti ora, sembrate quasi un videogioco, un gioco di parole per introdurre Tetris, una delle prime canzoni che ha decretato il loro successo. Come tutti i grandi cuori, ma i dolori che ho negato, qualche volta tornano fuori. Come gocce nella doccia che trovasse un po' di pace per me. Uno spettacolo di oltre 2 ore davanti a un pubblico scatenato tra balli e momenti romantici, il tutto condito da fiamme, laser e palloncini colorati. Emozionante l'abbraccio col sindaco dietro le quinte. Come sempre non è mancata qualche polemica. Questo concerto, ha sottolineato il frontman, qualcuno lo voleva, qualcuno no, ma abbiamo avuto ragione noi. C'è chi dice, una volta c'erano i Pink Floyd, io spero facciate tanti altri eventi così belli con così tante persone, ha concluso. Fatti coraggio e scrivi la scena. Su queste immagini noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, tra poco come sempre le previsioni del tempo e poi l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Rimonta piuttosto energica dell'anticiclone africano, bel tempo e caldo. Il dettaglio di domenica 9 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, tempo asciutto e stabile con cielo sereno e sgombro da nubi. Isolati temporali saranno possibili sui rilievi. Temperature in ulteriore aumento, minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 29-34 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole ovunque, cielo sereno su pianura e costa, qualche velatura in montagna. Temperature minime sui 20-21 gradi, massime sui 31-33 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con annuvolamenti e possibili locali rovesci o temporali, specie al pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 34 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.